Per un secondo fabbricato inserito nella lista degli immobili da abbattere nella Valle dei Templi, disposte su input della Procura della Repubblica di Agrigento, non è necessario aspettare l'arrivo delle ruspe. Ieri mattina i proprietari della costruzione, che ospita la cucina del ristorante Cocalos tra via Cavaleri Magazzeni e Poggio Muscello, hanno cominciato l'abbattimento in autonomia della porzione abusiva dell'immobile, evitando così problemi, tensioni e soprattutto un enorme aggravio di spese. Era già successo la scorsa settimana per un fabbricato effettuato in completa autonomia dal proprietario famiglia Brucieri in via degli Imperatori. Mai come adesso qualcuno si era dato così tanto da fare per demolire una propria opera realizzata abusivamente. Questa che va ad iniziare la seconda settimana di interventi, dopo che nella prima le ruspe sono entrate in azione per abbattere il muretto di cinta di un'abitazione e l'ovile della famiglia Navarra su Colle di Contrada Poggio Muscello. La ditta Capobianco di Palma di Montechiaro si è aggiudicata la gara d'appalto in questa tornata di demolizioni. Giovedì prossimo abbatterà un magazzino in Contrada Cugnovela, nel quartiere di Villa Seta. Poi ancora il 7 settembre le ruspe saranno in Contrada Maddalusa per abbattere una villetta di proprietà della famiglia Piraneo di Agrigento, attualmente abitata da 5 persone, padre, madre e 3 figli. E il 10 settembre inizieranno i lavori in via Afrodite, una traversa del viale Emporium a San Leone, dove è prevista l'eliminazione di un vecchio teatro all'interno di un ristorante attualmente chiuso. E sempre nella stessa zona, 4 giorni più tardi, un fatiscente fabbricato. Tutte le opere si svolgeranno sotto gli occhi dei vertici dell'UTC del Comune di Agrigento e della sezione Polizia Giudiziaria del Corpo Forestale dello Stato, ed in presenza di un massiccio dispiegamento di carabinieri, finanzieri, agenti della Forestale e vigili urbani.